Pensiero del giorno. Mercoledì 16 luglio. Donare la vita per Dio e i prossimi. Tutti i comandamenti di Gesù si possono riassumere in uno: amare Dio e il prossimo, vedere e amare Gesù. L'amore non è un mero sentimentalismo, ma si traduce nella vita concreta, nel servizio ai fratelli e alle sorelle, soprattutto a quelli più vicini, a partire dalle piccole cose, dai servizi più umili. Dice Charles de Foucault: quando si ama qualcuno, si è veramente in lui, si è in lui con amore, si vive in lui con amore, non si vive più in se stessi, si è staccati da se stessi, fuori di sé. E attraverso questo amore si apre in noi la sua luce, la luce di Gesù, secondo la sua promessa: a quelli che mi amano, io mi mostrerò. L'amore è la fonte della luce. Amando comprendiamo di più Dio che è amore. E questo ci fa amare ancora di più e approfondire il rapporto con il prossimo. Questa luce, questa conoscenza amorosa di Dio, è dunque il sigillo, la prova del vero amore. È una luce calda che ci stimola a percorrere il cammino della vita in modo sempre più fiducioso ed efficace. Anche se le ombre dell'esistenza rendono incerto il nostro cammino, questa parola del Vangelo ci ricorderà che la luce è accesa dall'amore e che un gesto concreto d'amore, per quanto piccolo possa essere, una preghiera, un sorriso, una parola, è sufficiente a darci quel raggio che ci permette di andare avanti. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita, maggio 1999. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.